Raid vandalico di matrice politica contro la sede di Fratelli d'Italia in via Fradeletto a Mestre. Il senatore Mestrino Speranzon: questo clima di odio inizia a preoccupare. Combatteremo la criminalità quotidianamente. Prefetto e questore stamane in via Piave a Mestre per controllare il lavoro investigativo e di ripristino della legalità in una delle zone più calde della città. Presidio della CGIL Venezia stamane di fronte alla sede della Fair Service di Campagna Lupia, in cui ha perso la vita Arpen Salliu, l'operaio 57enne residente a Cona. Elezioni amministrative, chiuse le liste. Sono 4 i comuni in provincia di Venezia che a maggio eleggeranno il nuovo sindaco e la nuova giunta. Domani ricorre il 50° della legge speciale per Venezia, ma troppe cose sono da rivedere, poteri in primis, ne è convinto l'ex deputato veneziano Nicola Pellicano. Mose: mentre i lavori alle bocche di Porto procedono, in settimana ci sarà una riunione con le imprese per capire quando sarà saldata l'ultima quota. I ritardi preoccupano. Il primo procuratore di San Marco fa il punto della situazione sullo sviluppo dei lavori nella cattedrale marciana e rivela in anteprima un nuovo progetto. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, un'edizione che apriamo con il raid vandalico di matrice politica che nella notte ha colpito la sede regionale di Fratelli d'Italia in via Fradeletto a Mestre. Questa mattina abbiamo scoperto che durante la notte qualcuno ha cercato di sfondare le vetrine della sede regionale e comunale di Fratelli d'Italia e hanno fatto anche delle scritte ingiuriose. Fasci assassini, si legge. Un gesto vigliacco l'ha definito il senatore De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, che va condannato con fermezza. Stamane nella sede di via Fradeletto si sono recati gli agenti della Digos per i rilievi, ma i responsabili non sono ancora stati trovati. Non è la prima volta che accadono episodi simili. Scritte e minacce sono comparse anche alcuni mesi fa in viale Garibaldi, dove nel 1980 per mano brigatista fu ucciso Sergio Gori e dove comparve la stella delle Brigate Rosse con minacce di morte nei confronti della Premier Meloni. Il risveglio di questa mattina invece ci fa scoprire che purtroppo ci sono ancora delle persone che pensano di poter utilizzare la violenza politica come metodo per impedire ad altri di avere opinioni diverse. Penso che con le elezioni di settembre si sia dimostrato che non c'è una base ideologica su quello che vota la gente, ma solo una questione di confronto sui contenuti, sulle proposte che devono essere fatte. Penso che anche i comuni nelle nostre province, penso anche allo stesso comune di Venezia che negli anni ha visto i centri sociali presenti, anche negli ultimi anni abbiano dimostrato che fondamentalmente la gente non fa più il confronto sulla base ideologica, ma proprio sulle cose da fare. Ecco, purtroppo speriamo che questo resti un caso isolato. Solidarietà è già stata espressa dal governatore Zaia, ma il senatore Speranzon spera arrivi anche dalle altre forze politiche. Questi episodi iniziano a preoccuparci. Ci auguriamo che possano individuare quanto prima i responsabili, ci auguriamo anche che la giustizia dia loro una giusta condanna nel momento in cui verranno individuati, e dalle altre forze politiche ci aspettiamo in questo momento assoluta solidarietà nei confronti della comunità politica di Fratelli d'Italia e altrettanto determinata condanna e ferma condanna nei confronti di chi vuole riportare l'odio e la violenza nel dibattito politico. E questa mattina il prefetto e il questore di Venezia si sono recati in via Piave a Mestre per controllare il lavoro investigativo e di ripristino della legalità in una delle zone più difficili della città. I controlli sul territorio, via Piave in particolare, stanno dando i loro frutti. Questo grazie al dispositivo di vigilanza e tutela del territorio messo in campo dal prefetto con le forze dell'ordine. Anche per questo oggi, insieme al questore, ha voluto toccare con mano la situazione di quanto si sta facendo. Oggi non è la conferma di tutto ciò, ma è una, come si suol dire, working in progress, perché l'attività che noi dobbiamo svolgere non è un'attività episodica, ma è un'attività che deve creare le condizioni di percezione della sicurezza, perché gli indici di delittuosità sono fortemente abbassati e lunedì, martedì ne daremo conto in maniera specifica, però la percezione della sicurezza da parte della popolazione deve essere una percezione che noi dobbiamo tentare in tutti i casi, in tutti i modi, di sollecitare ad abbassare quell'asticella. E questo lo si fa attraverso i servizi di controllo coordinato del territorio, attraverso una serie di azioni conseguenti a strumenti amministrativi che noi abbiamo e che abbiamo attivato,
cioè tutta una serie di elementi che ci fanno dire ad oggi che siamo sulla buona strada. E in effetti anche i cittadini iniziano a vedere la differenza. Qui nei giardini la situazione è cambiata. Da quando sono presenti le forze dell'ordine in modo massiccio, che fino a qualche mese fa non c'erano, adesso ci sono, effettivamente le cose qui sono cambiate. La nostra presenza è più una funzione di ascolto, perché è la verifica diretta fatta proprio da noi che abbiamo queste competenze, diciamo, un po' di programmare la gestione del controllo del territorio e della sicurezza pubblica, quindi ascoltare di persona quali sono i bisogni, quindi sentirli personalmente e capire e adattare il modello che abbiamo messo in campo. È un modello che sta dando grandi risultati, però siccome partiamo dal principio che bisogna sempre migliorarsi, ci fa piacere sentire direttamente la voce della gente per capire eventuali ulteriori sforzi, ulteriori modelli di intervento che possiamo porre in essere. Intanto lunedì i membri di Riprendiamoci la città presenteranno ulteriori iniziative per tenere alta l'attenzione sulla questione sicurezza. Presidio della CGIL di Venezia questa mattina di fronte alla sede della Fair Service di Campagna Lupia, dove ha perso la vita un operaio 57enne residente a Cona. Mentre la procura ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell'azienda di Campagna Lupia in cui ha perso la vita il 57enne Arben Sagliu, questa mattina la CGIL ha organizzato un presidio proprio davanti alla Fair Service di Via Manin per denunciare l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro e ribadire la necessità di tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza. Sono più di 9.000 gli infortuni già nel 2023. La nostra provincia è in cima alle classifiche proprio dei morti sul lavoro. Noi chiediamo alle istituzioni di rispondere con scelte chiare, assunzioni di tutte le figure professionali che servono alla tutela e alla salute dei lavoratori, tecnici della prevenzione, ma non solo, medici, assistenti sanitari, tutte le figure che servono per garantire tutela e salute dei diritti dei lavoratori. Noi come CGIL valuteremo anche se costituirci parte civile, se ci saranno le condizioni, perché la vita dei lavoratori va tutelata e difesa in tutti i modi. Presente anche il consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello. Bisogna aumentare il sistema e la cultura della sicurezza. In Regione Veneto abbiamo fatto e stiamo facendo da anni una battaglia, ad esempio, sull'aumento degli organici degli SPISAL, perché ricordiamoci che anche la Regione Veneto ha la sua colpa in quella che è la vigilanza della sicurezza del lavoro. Gli SPISAL rispondono alla Regione Veneto e sono fortemente sotto organico e da anni chiediamo un rimpinguamento di questi organici. Invece dobbiamo ripristinare quel sentimento che non si può morire quando si va a lavorare. Chiuse le liste per le elezioni amministrative di metà maggio, sono 4 i comuni che in provincia di Venezia andranno al voto per eleggere il nuovo sindaco e la nuova giunta. San Donà e Martellago con più di 15.000 abitanti, Pianiga e San Stino di Livenza. Sono questi i 4 comuni della provincia di Venezia che il 14 e 15 maggio eleggeranno il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Il turno di ballottaggio, in questo caso solo per 2 comuni, sarà il 28 e 29 maggio. A San Donà di Piave, dopo 2 mandati, esce il sindaco Andrea Cereser, che sostiene per il centro-sinistra la candidatura con la sua lista civica di Francesca Zottis, attualmente consigliere regionale. Sfiderà l'avvocato Alberto Teso, candidato di centrodestra appoggiato da 4 liste, e Carlo Fantinello, ex sindaco di Fossalta di Piave, sostenuto dal Terzo Polo. A Martellago ci sarà Alessio Boscolo, attuale consigliere comunale e appoggiato dal centro-sinistra con 5 liste. Sfiderà il sindaco uscente Andrea Saccarola, appoggiato invece dal centrodestra unito. A Pianiga si ricandiderà con la sua lista civica il sindaco uscente Federico Calzavara. Il centrodestra con i 4 partiti presenta Massimo Calzavara, mentre Partito Democratico e 5 Stelle candidano Silvia Coppetta. Infine, a San Stino di Livenza, il centrodestra presenta il consigliere comunale uscente Gianluca De Stefani con la lista De Stefani sindaco, mentre per il centro-sinistra l'erede del sindaco uscente Matteo Cappelletto, che rimane comunque nella lista, sarà il vice sindaco Stefano Pellizzon con la Civica Livenza. E Marconi, intanto l'opposizione alza la voce in Consiglio Comunale e protesta contro alcuni progetti del sindaco definiti eccessivi.
Attacco dell'opposizione all'amministrazione di Marcon, che giudica i progetti del sindaco Matteo Romanello eccessivi rispetto ai reali bisogni della popolazione. Un attacco su due fronti: innanzitutto su quello delle operazioni immobiliari giudicate eccessive, un nuovo municipio, una nuova piazza, un nuovo teatro, che porteranno il comune a indebitarsi per i prossimi anni, compromettendo così il futuro della collettività. È stato appena adesso approntato un nuovo mutuo di 12 milioni e mezzo di euro. 12 milioni e mezzo di euro vuol dire per 30 anni questa cittadinanza dovrà pagare un tributo a delle costruzioni faraoniche, magari mettendo a repentaglio quelli che sono i servizi primari per la collettività. Inoltre, sempre secondo l'opposizione, per raccogliere risorse per i progetti di nuove opere, il comune intende vendere il patrimonio comunale e così è partita anche una campagna mediatica costosa con cartelloni negli spazi pubblici che indicano nel dettaglio le cifre di cui si parla. Svenderanno proprio o metteranno in vendita, loro diranno, il patrimonio comunale. Siamo assolutamente contrari che venga svilito, no, il patrimonio del territorio. Il pensiero che un territorio svenda vuol dire ridurre la capacità di indebitamento del territorio stesso. L'idea, no, la cosa più eclatante, vogliono vendere il nostro centro civico, che, attenzione, il centro civico è in via della cultura. Domani ricorre il 50° della legge speciale per Venezia, ma rimangono molte cose da rivedere. Noi abbiamo intervistato l'ex deputato veneziano Nicola Pellicani. In occasione dei 50 anni della legge speciale per Venezia, domenica 16 aprile, la Fondazione Pellicani ha effettuato uno studio che ne rileva le criticità. Nata dopo l'alluvione del 66, la legge ha consentito di risanare varie zone della città, ma ha anche mostrato alcune falle. Io credo che bisogna constatare che in 50 anni tutti i tentativi di riformarla, di migliorarla, di aggiornarla alle nuove esigenze della città si sono persi per strada, e soprattutto nella governance della città. Se pensiamo che è una città con 6 commissari, quella di Venezia in questo momento, tra Porto, Mose, Bretelle e tante altre questioni, e quindi un fallimento della governance di una città complessa come Venezia. Le tematiche da fronteggiare sono molte, dalle locazioni turistiche, il porto, l'area industriale di Porto Marghera, per non parlare della salvaguardia della città stessa. Io penso che bisogna trovare degli strumenti adeguati, ad esempio seguire l'esempio della legge speciale, chiamiamola così, che si sta facendo per Roma Capitale, ovvero di riconoscere in Costituzione un'autonomia e delle risorse adeguate per la gestione di una città come Venezia, segnandogli i poteri che hanno attualmente le regioni, tranne quello della salute. Allora i finanziamenti della legge speciale attualmente, per non parlare del passato, sono garantiti fino all'anno prossimo. Dopodiché? Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia del telegiornale di Antenna 3, parliamo di Mose perché procedono i lavori alle bocche di porto e in settimana ci sarà una riunione con le imprese per capire quando sarà saldata l'ultima quota. I ritardi preoccupano. È convocata per giovedì una importante riunione tra le imprese consorziate che sono impegnate nei lavori del Mose e il Consorzio Venezia Nuova. Manca ancora un'ultima tranche pari al 25% dei crediti pregressi che doveva essere già saldata da mesi, ma che in realtà le imprese stanno ancora aspettando. Davis Rizzo, portavoce delle imprese, resta fiducioso, ma quest'ultimo incasso ancora non si è visto. Capire qual è la reale situazione dal punto di vista finanziario, in quanto siamo oramai ad aprile e comunque le imprese consorziate non hanno potuto veder saldato quello che è il loro credito pregresso. C'è comunque ottimismo nonostante i ritardi. Siamo fiduciosi che il pagamento del saldo delle somme dovute sia imminente. Stiamo arrivando a un momento per cui insomma il continuo slittamento del saldo delle somme pregresse deve trovare una soluzione definitiva. Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori, invece, stanno continuando le lavorazioni anche in ambito extra bocche di porto e quindi quelle di compensazione ambientale. Lì
si va un po' più a rilento, considerato che ci sono alcuni problemi, in primis quello del protocollo fanghi, che diventa, nel momento stesso in cui non c'è ancora l'approvazione da parte del protocollo, diventa un elemento assolutamente ostativo per procedere con tutte le lavorazioni di compensazione ambientale. Torniamo in piazza San Marco. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, fa il punto della situazione sullo sviluppo dei lavori nella cattedrale marciana e rivela in anteprima un nuovo progetto. Oggi chi entra in Basilica a San Marco trova lo stesso impianto di illuminazione realizzato all'inizio degli anni 90, dunque più di 30 anni fa. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, al telefono rivela in anteprima un progetto che la Procuratoria di San Marco sta vagliando in gran segreto e che porterebbe la Basilica di San Marco a Venezia ad essere la prima al mondo. Abbiamo nella parte superiore 5 importantissimi cupole, e queste cupole, nella misura in cui potessimo illuminarla, io credo che faremmo un dono alla città, ma lo faremo al mondo. Per noi la illuminazione delle cupole non porterebbe risorse, ma sicuramente porterebbe il mondo a visitare un bene che non esiste in un'altra parte della nostra realtà. L'obiettivo del lavoro fin qui svolto è chiaro. I tantissimi danni che abbiamo ancora per le acque alte che si sono verificate in particolare negli ultimi 5 anni, ma anche molto prima. Siamo grati a quelli che ci hanno dato una mano per avere messo in sicurezza con le paratoie. Siamo contenti anche se dobbiamo rifinire un po' il tutto, no? Però adesso la partita più importante che abbiamo davanti è quella di renderci conto che la Basilica è uno dei ruoli più importanti del mondo. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi lasciamo alle previsioni del tempo. Tra poco l'edizione di Treviso del telegiornale di Antenne 3. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al Meteo. Pressione atmosferica in moderato aumento. Sarà una domenica 16 aprile con tempo tutto sommato buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. In giornata poi non è esclusa una instabilità passeggera sui rilievi e verso la provincia di Verona in particolare. Temperature con andamento alquanto irregolare, minime tra 2 e 8 gradi, massime tra i 14 e i 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento con qualche nuvola sui monti dove saranno possibili degli occasionali piovaschi sparsi nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 13-18 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il sole sarà presente, come ci mostra la grafica, eccetto sui settori più settentrionali dove il tempo sarà un po' più variabile. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 19-20 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.